Diamo il benvenuto all'ospite della domenica, Daniele Ganzemi. Buongiorno e grazie di essere qua. Lui è un regista, uno sceneggiatore e direttore della fotografia catanese, una nostra gloria. Buongiorno dottor Cocuzza, grazie a lei per questo invito ed è un piacere essere qui. Reciproco. Allora, lei ha cominciato come appassionato di fotografia da ragazzino, aveva 15 anni quando qualcuno le ha fatto, che cosa? Le ha regalato forse una macchina fotografica? Allora, in realtà c'è un aneddoto carino qui, perché io ai tempi andavo al liceo classico Cutelli e stavo cominciando ad appassionarmi di fotografia, ma non avevo né i mezzi né la conoscenza. Ai tempi c'era il preside Sciacchitano, col quale avevo un ottimo rapporto, e riuscii a convincerlo bonariamente ad acquistare per la scuola una reflex della Canon. Caspita. Con la quale ho iniziato, diciamo, a fare i primi esperimenti e poi, avendo la testata, ne ho comprata una. Quindi all'inizio è stato a carico del Cutelli. Sì, però ero il fotografo ufficiale, avevo anche un mio team, poi piano piano mi ero creato, per cui quando non potevo andare io a fotografare gli eventi andavo... Che emozioni le dava la fotografia a 15 anni, da ragazzo, insomma? Allora, io credo che il 90% dell'emozione del fotografare in quegli anni fosse legata al rapporto con la pellicola. Che era sia prima di scattare per quanto riguardava la scelta del rullino, quindi la sensibilità, l'ASA, quello che oggi si chiama ISO in digitale. Quindi sensibilità che deve avere la pellicola, quindi anche il materiale che registra. Esatto, la tipologia, perché poi avevo scoperto anche i rullini in bianco e nero, quelli a colori ma che venivano stampati in bianco e nero e risparmiavo un po' nell'acquisto, devo dire, e poi chiaramente l'attesa, no? Dopo avere sapientemente scelto lo scatto. Si sviluppava, vero? Si sviluppava. Io avevo il mio laboratorio di riferimento, che però sempre delle figure molto preparate da cui si poteva anche apprendere, ascoltare i consigli. Però contemporaneamente è stato attratto anche dalla radio in quegli anni, è vero? Allora, sì, devo dire che la comunicazione si è fatta strada presto nella mia vita. E io quella della radio però amo legarla come esperienza a dei ricordi che avevo da bambino, perché mio nonno era un marconista della seconda, che fu operativo durante la seconda guerra mondiale per l'aviazione italiana, mio nonno materno, e da bambino, quando lui ormai non era più aviatore ed era anche in pensione, vedevo spesso che chiacchierava con questi baracchini, era un radioamatore, era rimasto. Quindi la affascinava l'idea che... Io lo sentivo chiacchierare con gente in Calabria, a volte al di là dell'oceano addirittura, un'esperienza incredibile, e mi piace pensare che da lì sia nata un po' la mia passione per la comunicazione. Poi nel 2002 ha il debutto come regista a Bologna con un cortometraggio che si chiama Alter Ego, di cui lei è anche autore e produttore e che in breve vediamo. Cellini cantano, sole splende alto nel cielo e io sono qui con voi per tenervi compagnia con un po' di sana buona musica. E adesso sigla! Dottor Mauro. Questa è una sequenza girata in Super 8, spieghiamola ai più giovani che era un privilegio forse avere il Super 8. E fu anche difficile reperirlo in quegli anni. Si tratta di un unico piano sequenza, quello è diciamo, un gioco, un virtuosismo cinematografico che però qui era necessario. Piano sequenza spieghiamo che non si ferma mai di girare, cioè non ha bisogno di tagli e quindi bisogna saperci fare. Hitchcock era un amante dei piani sequenza, anche se poi li mascherava perché ai tempi i caricatori duravano 20 minuti, per cui per arrivare al minutaggio di un film ci si metteva. Ci sono tanti aneddoti legati a questo cortometraggio girato a Bologna, ma uno che mi piace ricordare oggi è il fatto che già in quegli anni era nata l'amicizia, la collaborazione con Michele D'Attanasio, il direttore della fotografia di questo cortometraggio, che poi avrebbe vinto ad oggi ben 2 Davide Donatello. Quindi caspita, complimenti per lui. Sì, bravo. Poi ancora qualche anno dopo cura la fotografia in un film, qui importante, storico-religioso, Petali di Rosa, con Claudia Coll,
che salutiamo, Antonella Ponziani, che risalutiamo, una delle ultime muse di Federico Fellini. Petali di rosa, Daniele Gangemi. Inquadrature, bei primi piani, complimenti. Grazie. Lì ormai aveva già acquisito grande padronanza, no? Qui siamo nell'epoca del digitale. La padronanza richiede anche molta disciplina. Io ricordo la sera prima che arrivasse Claudia Coll per girare le scene all'interno della chiesa, io non ho dormito in realtà, sono rimasto in chiesa con i miei assistenti a posizionare le luci, a scegliere i tagli, devo dire... È una passione che richiede molto... E lì dove eravate? impegno. Non eravate a Catania? Monterosso Almo. Tra l'altro eravamo all'interno di un monastero di suore, orsoline, perché si racconta all'inizio, diciamo, la fondazione delle suore orsoline. Monastero che purtroppo il tempo, come dire... Non è stato favorevole? No, perché ho saputo che man mano sono venute a mancare le suore più grandi e poi è stato chiuso la struttura, diciamo, il monastero. Però conservo un ricordo speciale di quel giorno. Avete fatto appena in tempo e comunque quello vi ha portato, diciamo così, buona nuova. Dopodiché è tornato a Catania e ha fatto il suo primo film, che è girato a Catania, si chiama Una notte blu cobalto, per il quale ha scritto, leggo qui, soggetto e sceneggiatura, e ha potuto dirigere attori e attrici, anche questi molto famosi che conosciamo, alcuni dei quali sono anche nostri amici, Alessandro Haber, che è un grandissimo, Corrado Fortuna, Regina Orioli, Valentina Carnelutti, ha avuto come colonna sonora originale niente meno che Giuliano San Giorgi, che Negramaro, che ha appena festeggiato, il ventennale mi pare, in questi giorni. Una notte blu cobalto, Daniele Gangemi. Hai mai consegnato pizza? No, veramente no. Non avevamo deciso che non ci saremmo visti per un po'. Non avevamo deciso proprio niente. Sì, Blu cobalto? secondo piano. Io sono una biguè del blu cobalto. Parola d'ordine. Blu cobalto? È la pizza blu cobalto. La pizza blu cobalto. È la pizza blu cobalto. Sì. Tu non c'era la ragazza, vero? Hai la faccia di uno mollato. Tu sei una puttana! Una grandissima puttana! Lo so, chiedo scusa, è che praticamente ho avuto un contrattempo con la Vespa e... Blu cobalto, anche qui c'è un aneddoto in realtà, nel senso che non so per quale motivo io quando ho scritto, a volte è più facile focalizzare da lontano le cose. Ero a Bologna quando ho scritto questa storia che sarebbe stata ambientata, ma era scritta apposta per Catania. E in quel periodo stranamente questo colore che non avevo incrociato, devo dire, facilmente in precedenza, sembrava quasi perseguitarmi. Allora quando ho dovuto decidere il nome di questa pizzeria particolare, mi è sembrato giusto rendergli un tributo. Questo, tra l'altro, colore molto bello. E già ho visto che lì aveva già preso tanti premi, lei ha collezionato premi e continua a collezionare, complimenti anche internazionali, naturalmente. Grazie. Questo è stato un po', diciamo, l'inizio del sogno, ma anche l'esame di maturità, perché devo dire che ai tempi l'ho proprio cucito quasi da artigiano, ecco, nel senso che sono andato a scegliermi tutti i ruoli, anche quelli minori, facendo visite a tutte le accademie di cinema. Ma che esperienza è stata con Haber, per esempio? Haber è uno meravigliosa, meravigliosa. Arrivava sul set, lui mi chiamava Kubrick, diceva dov'è Kubrick? Era il suo modo simpatico. Di incoraggiarla forse. Sì, devo dire che con me è stato molto, è stato un vero, chiaramente, e si è dimostrato un vero professionista, per cui è stato veramente un confronto importante. Lei ha vinto il premio per migliore opera prima, che quindi lei viene consacrato come talento e autore di spicco della scena indie, che vuol dire indipendente, del cinema internazionale, dove? Niente meno che a Houston, Texas. Questo film è stato presentato in anteprima mondiale a Houston nel 2009, dove era stato selezionato in concorso.
Quello che non sapevo è che saremmo tornati con il premio per la miglior opera prima, che mi lusinga molto perché è un festival che ha, diciamo, dato, come dire, ha consacrato l'inizio di registi importanti come i fratelli Cohen, Lynch, Spielberg da giovane. Devo dire, è stato... E come ci si sente quando uno è vincitore di un premio addirittura nella Mecca del cinema? Adesso siamo vicino, diciamo, siamo negli Stati Uniti, non è che siamo... Io ero giovanissimo, a 27 anni, perché non ne ho ancora fatti 28, ero sul set, marzo del 2008 per le riprese. Un anno dopo, ad aprile, mi sarei trovato in America e all'uscita dalla sala c'erano gli spettatori e mi chiedevano gli autografi. È stato nuovo per me, sì. Fantastico, perché loro sono appassionati, loro riconoscono i talenti e sono generosi. Spesso si parla di meritocrazia, credo che lì la meritocrazia abbia realmente un valore attuale, odierno. È una realtà per il cinema importantissima. Sì. Poi dopo nel 2013 ha fatto anche una campagna spot contro la pedofilia, questa è importantissima, commissionata da Don Di Noto, per la serie, diciamo, un'organizzazione che si chiama Meter, quindi è stato proiettato per la giornata dei bambini vittime di questo orrore, e nello stesso tempo, lo stesso anno, ha girato un video musicale completamente opposto, due cose diversissime. Safari Now, che lei ha ideato, scritto, diretto molto bene, e naturalmente ha avuto un successo internazionale anche questo qua, la BBC Music Video Festival. Anzi, lo vediamo un pezzetto, poi voglio chiedergli come faceva a destreggiarsi fra due argomenti, uno molto serio e purtroppo drammatico, l'altro un po' più leggero. Vediamo. One connection to the mother earth. Then arrived the man, always staring at the starry, even night sky. There's safari now, 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 there's safari now. Bellissimo, questa è di chi era che cantava lì? Era una videoclip. Sì, il brano era stato scritto da Ottavio D'Urso, un caro amico, in arte OTS, e le musiche poi erano arrangiate e curate da Salvo Dab, che tra l'altro aveva registrato un vero coro di canti africani che è stato inserito nel brano, una cosa eccezionale. Si sente. Sì. Molto bene. E essere tra due realtà così opposte, da una parte purtroppo la pedofilia, poi non di noto un personaggio straordinario che tutti noi apprezziamo, e invece anche un videoclip che comunque, insomma, come dire, ci alleggerisce un morse i toni. Allora, io devo dire che una delle cose secondo me belle di questo mestiere è anche la possibilità di essere trasversali, sia nei contenuti ma anche nello stile di vita, diciamo. A me piace molto l'idea di poter viaggiare, per esempio, lavorando, no? Grazie a questo mestiere. E in quel caso, quando ci fu la proposta da parte di Don Di Noto di sposare questa causa, chiaramente non ho esitato minimamente, fu tra l'altro sia il mio che quello che il gesto degli altri che parteciparono allo spot, un gesto diciamo, di volontariato, di contributo personale alla causa, anche perché sono uno di quelli che crede che il cinema, l'arte in generale, possa anche esprimere dei contenuti, sposare delle cause e provare nel suo piccolo a contribuire a migliorare il mondo, diciamo, la realtà. L'incontro con Don Di Noto come è stato? Bello, no? Don Di Noto è una di quelle persone spiazzanti, nel senso che ti rendi conto che c'è un altro livello, un'altra dimensione del concepire la vita come missione, ecco. Bello. E credo che sia un lavoro unico, ahimè è importantissimo. Da allora in poi lei è laureato, direttore della fotografia a tutti i livelli per tanti anni,
per diversi giovani, promettenti registi, alcuni che erano già come dire, qualificati. Dal 2018 è fondatore e direttore artistico del Militello Independent Film Festival, che anche questo è un festival internazionale, indipendente, che la stampa ha come dire, definito come anti-Venezia addirittura. Complimenti, perché insomma non è da poco, non solo perché coincide con le date, anche perché è stato un po' il confronto tra Davide e Golia, lo potremmo definire, però confronto che già alla seconda edizione ci ha portato a Cannes, al padiglione italiano, a presentare quello che sarebbe stato un evento già importante. A me piace molto l'idea che da una realtà magari anche, diciamo, minore, nel senso di essere conosciuti nell'ambito cinematografico, come Militello in Val di Catania, dove il sindaco Giovanni Burtone ebbe veramente un'intuizione sul fatto che il cinema potesse essere veicolo sia di contenuti ma anche di richiamo turistico e di fare cultura in generale. E quello che mi piace è che da Militello siamo arrivati in tutto il mondo, perché già il primo anno abbiamo premiato autori egiziani, autori argentini, eccetera. Questo per dire che cosa? Che il nome di questo festival nel circuito indipendente è diffuso. Sì, e poi però complimenti, perché come dire, la conferma anche per i più giovani che ci seguono, no? Come si possa arrivare a Cannes come dire, facendo la propria quello che uno sente come esigenza propria, cioè cominciare con la fotografia, perché amava la macchina fotografica, è diventato una star. Grazie. Io devo dire, credo molto nel potere dei sogni, cioè nel senso che probabilmente una delle cose che nobilita e che rende importante il nostro passaggio, diciamo, terreno, è proprio quello di poter realizzare delle cose che a volte magari possono anche avere l'ambizione di rimanere, no? Come una pellicola cinematografica o il ricordo di un festival, per cui sì, sono felice, mi piacciono le sfide, mi piace quando ci si riesce ad avvicinare a quelli che erano i propri sogni. Uno dei suoi amici più recenti è Mario Venuti, con il quale ha fatto un paio di cose importantissime. La prima la cominciamo ad accennare: Silenzio al silenzio, Mario Venuti. Un sacco di altre cose il nostro Daniele Gangemi, no? L'episodio pilota della serie Fratelli Noir, che adesso vediamo, che ha partecipato a qualcosa di incredibile, il 98 Festival, cioè come ha fatto? Non lo so neanch'io, questa ha stupito anche me, nel senso che in realtà era nato come un gioco, eravamo ancora dentro il periodo del Covid e quindi l'idea di far sorridere lo spettatore ci piaceva molto. E nasceva come pilot, che quindi ha di solito un circuito, pilot si dice, giusto, un circuito minore, diciamo, nel campo dei festival. Invece poi piano piano venne accettato anche nella categoria cortometraggi, questo gli ha permesso di fare un percorso molto fortunato. Vediamolo un momento, Fratelli Noir. Bello, questa è una creazione fantastica. 98 festival, 42 riconoscimenti in giro per il mondo, raccatta premi lei. Esatto. Poi ho smesso proprio di inviarlo, perché diciamo il suo percorso aveva fatto. L'aveva fatto. Fratelli Noir nasce con, appunto, per rubare un sorriso, e l'idea era quella di virare il genere noir anni 50, eccetera. In forma ironica un po'. Esatto. Immaginando che i ruggenti anni 50 fossero tornati prepotentemente di moda, quindi abbiamo acconciature, abbigliamenti e scenografie. Sì, anche attori che sono caratteristici di questo. Sì, bello, bellissimo. Poi ho fatto 2 documentari, uno dei quali si chiama Ti racconto tuo padre. Questa è una storia bellissima, perché è un genitore che prova a raccontarsi al figlio, che è autistico, Emanuele, vero? Proviamo a vedere un momento e poi torniamo vediamolo. Non mi stancherò mai, Emanuele, di dire che le disabilità non sono tutte uguali, chiaramente, ma i disabili vanno tutti aiutati. Si
può essere soli in mezzo a 1 miliardo di persone, perché la solitudine è uno stato, una cosa interiore. Bellissimo, è una storia vera, è tutto vero. Sì, sì, tutto vero. Come dicevo prima, a me l'idea che il cinema si possa mettere a servizio della società, cercando di contribuire a migliorarla, mi piace molto, per cui quando tutto nasce con un amico, un caro amico, un fonico di presa di diretta con cui già facciamo radio da ragazzi, Carmelo Sfogliano, che venne a sapere che uno dei nostri idoli adolescenziali, cioè Fabrizio Bracconeri, protagonista dei Ragazzi della Terza C, viveva in Sicilia per motivi che in realtà non conosciamo bene ai tempi. L'abbiamo contattato subito, partì questa spedizione verso le sue zone dall'altro lato della Sicilia e lì abbiamo scoperto una realtà, diciamo, importante, e quando abbiamo proposto a Fabrizio di documentare la sua vita, a lui stesso è venuto naturale accettare, ma declinandola appunto a servizio della grave disabilità del figlio, gravemente autistico, sì, e delle disabilità in generale. Per cui è nato questo racconto, a mio avviso anche poetico, già in nuce, di questo genitore che prova a raccontarsi al figlio nonostante le difficoltà di comprensione. Poi torna a collaborare con Mario Venuti ed è qualcosa brucia ancora, eccolo qua, Mario Venuti torna di nuovo con Daniele Gazzemi, nuovo sino a oggi direi, no? Forse. Sì, come si è capito, a me le storie piacciono molto e mi piace molto raccontarle per immagine, e le biografie, devo dire, hanno la magia di essere reali, di vivere e subire il tempo, no? I cambiamenti, le scelte. Quindi grazie all'amicizia che era nata poi con Mario nel frattempo, dopo Silenzio al Silenzio, è nata anche la possibilità di documentare questi suoi anni di carriera. Complimenti anche per questo. Cosa sta facendo ultimamente? Che progetti ha per chiudere? Sto lavorando a un progetto cinematografico per un lungometraggio tratto da un libro di un amico, di un caro amico che si chiama Giovanni Coppola, dal titolo Una comune storia sbagliata? Spero di non sbagliare il titolo io. Deciderà lei, Una comune storia sbagliata, bellissimo. Daniele Gazzemi, grazie per essere stato. Chiedo scusa all'amico scrittore se ho involontariamente, come dire, travisato il titolo. Sarà felice di sentirla comunque qua. Grazie Daniele Gazzemi, regista, sceneggiatore e direttore della fotografia. Gloria Catanese, grazie mille, grazie a voi, complimenti, in bocca al lupo per tutto. Grazie direttore, grazie mille.